Ciao pandini, benvenuti, ben ritornati nel mio canale. Io sono la Cristina. Se volete supportarmi potete iscrivervi, attivare la campanella, le solite cose che si fanno su YouTube che dicono tutti. Ero un po' indecisa nel fare questo video e volevo aggiornarvi sulle ultime cose. Ho contattato il reparto delle malattie genetiche di Padova. Ho già prenotato una visita a maggio e sperando che la documentazione di Padova qui alla commissione medica di Rovigo per il peggioramento dell'invalidità sia come una carta santa, no? Dicono, Padova, ok, hanno ragione. Se no, se mi vedono arrivare così, no, nonostante tutte le carte, la documentazione e i referti delle visite che ho fatto in questo anno, no, aspetta, perché sono valide solo le visite da 3 mesi prima della visita in commissione, quindi molto probabilmente tante visite dovrò rifarle. Già, allora, mi sono commossa tanto per i messaggi che mi sono arrivati, per i commenti, soprattutto su Facebook. Trovate nel link in descrizione, ho aggiornato tutta la bio, trovate i link giusti, i link nuovi, poco ma molto specificato. Ecco, trovate tutto. Ma oltre alle parole che mi hanno commossa, in cui mi raccontate anche la vostra storia, che empatizzate con me, i gesti, l'aiuto, il supporto morale, ma anche concreto che mi state dando, soprattutto le persone che si abbonano su Facebook o Instagram, o le persone che mi mandano qualche pensierino dalla wishlist di Amazon e che mi aiutano nella raccolta fondi per i farmaci, le visite, le operazioni che dovrò fare. E senza di loro in questo periodo tante cose non avrei potuto permettermele, ecco. Ma neanche di continuare a fare video o neanche di continuare a avere la possibilità di prendermi i farmaci o comunque star meglio o usare internet, tante che voi direte sono piccole cose, ma per me sono cose assurde. Io ho fatto tanti errori, tanti sbagli, non mi sono comportata bene, non voglio giustificarmi del perché, per come, ognuno c'ha, no, ognuno c'ha, io c'ho, so perché mi sono cresciuti i capelli, va bene, e così. Ho conosciuto una persona, Giancarlo, che dirige l'Osteria della Gioia a Villanova del Ghebbo, vicino a Rovigo, con il quale che sono già andata a trovare, è simpaticissimo, ed è un ristorante in cui lavorano persone disabili e con il quale io collaborerò e verso giugno, metà giugno, vediamo, organizzerò un aperitivo, una cena per chi viene da lontano, può fermarsi lì a cenare, ecco. Sto organizzando pian piano tutto, ho trovato una persona, un braccio destro di fiducia che
che mi aiuta, quindi anche se mi ricoverano in ospedale o sto male e non riesco a usare i social, c'è qualcuno che vi dice comunque come sto, come sta andando, come vi tiene aggiornati, ecco. Non andrà tutto in fumo, non andrà tutto perso. Oltre ai commenti positivi, che sono la benzina per me, che sono la recensione positiva, il fatto di, cioè è come un brava Cristina, stai facendo un buon lavoro, no? Ci sono anche i commenti negativi di persone, boh, che no, io cerco anche di impegnarmi a capirli, ma cioè, no, mi fanno... No, no, lasciamo stare. E di problemi già ne abbiamo, non apriamo la cicatrice un'altra volta. E poi comunque se ti arrivano commenti negativi vuol dire che stai lavorando ancora meglio, perché vuol dire che i miei contenuti stanno andando a persone fuori dalla mia comfort zone, no? E va bene così. Salute, ok. L'altro l'ho detto. Il tempo. Io non so, sento tanto il tempo, io non so voi. Io non capisco perché le persone vogliono conoscermi. Ci sono tante altre persone che pubblicano contenuti nei social che non rispondono ai messaggi, non rispondono neanche ai commenti. No, basta che pubblicano e sono a posto, no? A me invece interessa anche rispondere finché ci vedo, finché riesco, finché la salute me lo permette, quel poco che riesco a fare. So che esiste il feticismo delle persone che sono attratte da chi è anche un minimo, un pubblico, un minimo conosciuto, no? E ne ho già passate di queste esperienze. Io mi rinchiudo sempre nel mio guscio perché la paura di conoscere qualcuno che vuole approfittarne, sai, amicizie per bisogno, robe così, e quindi cerco di mettendo la mia vita pubblica, no, non tutta, però la maggior parte, non sapete come sono più o meno, quindi avete già sapete chi sono, ok? Se qualcuno mi chiede usciamo a bere un caffè, ma chi sei? Perché? Io non so chi sei, non so neanche, non ti conosco, la tua faccia, perché la gente non capisce che io non so chi siano loro? Che provate a chiedere a qualsiasi altra persona che crea contenuti di andarvi a bere un caffè insieme. Vediamo se vi risponde. E cosa vi risponde, perché sono curiosa. Non lo so. Non so dove guardare. Niente, volevo fare solo un video di aggiornamento. A volte, soprattutto in queste giornate, ritornano un po' di pensieri, ma è normale, è tutto a posto. Forse pensate che sia... allora, che io sia una persona tanto forte. C'è una ragazza che mi ha scritto che mi ha vista passeggiare in giro, no, per la città, sorridendo. Cioè, sorridevo da sola, no?
e che è raro trovare qualcuno così. Sì, tesoro, ma ricordati che ci sono anche i problemi mentali. Io parlo da sola, rido da sola, me le faccio e me le rido. Capita anche quando cammino in giro per la città da sola. Quindi non è che sia sempre una cosa positiva, no? Vai in giro e tanto sei nel tuo mondo, sono tutta stralunata nel mio mondo. Questo è una grazia che non mi facciano un TSO vedendomi in giro così. La palestra mi sta aiutando molto. Mi vergogno a mostrare i muscoli perché sembro un cristino, sembro macho man, cioè adesso devo solo dimagrire, faccio fatica, so che la massa magra, il muscolo pesa di più e ha più... Ho capito, lo so, mi serve tempo, è un percorso lungo, ma però già in 3 mesi vedere i risultati è tanta roba. Poi io sono predisposta a fare su muscolo, a far massa presto e quindi devo proprio stare attenta io a non a non sembrare poi troppo maschiaccia di più di quello che già sono. E basta, vi invito a seguirmi negli altri miei social, Instagram, Facebook, ho fatto un nuovo TikTok e vorrei iniziare anche a fare le live da qualche parte, ma non so dove. Ditemi voi nei commenti in che social preferite. Io preferirei Facebook, sinceramente. E giù in descrizione trovate tutti i link per le altre informazioni, canale Telegram e tutto il resto. Eccoci qua, basta. Che devo dire? A me e dal pandino è tutto. Un bacione, pandini, alla prossima.